Ministro, le sue impressioni su questa edizione di Job e Orienta? Impressioni eccezionali, ragazzi molto motivati, ragazzi molto creativi, è qui che si costruisce il futuro dell'Italia. Ho visto dei brevetti, ho visto delle idee che sono fantastiche. Penso che i dati che sono molto confortanti, per cui l'80% dei ragazzi che escono da un TS nell'arco di neanche un anno riescono subito a trovare lavoro con delle retribuzioni anche importanti, sono dati molto confortanti. Dobbiamo veramente puntare su questa filiera. Ha ascoltato anche le storie di questi studenti che possono essere di ispirazione per altri che magari hanno perso momentaneamente la bussola. E lei tocca quello che è il tema dell'orientamento. Noi dobbiamo essere di supporto alle famiglie. Io ho pensato proprio all'idea del docente consigliere delle famiglie. Manderò una lettera a tutti i genitori dei ragazzi e dei ragazzini di scuola media perché possono fare delle scelte consapevoli, conoscendo quelle che sono le potenzialità occupazionali, le richieste del mondo produttivo di quella regione e magari, perché no, anche le retribuzioni. Si presenta oggi a Verona anche con un simbolo contro la violenza sulle donne. No? Questo color rosso è il simbolo del sangue, il simbolo del dolore, il simbolo delle umiliazioni che tante donne hanno subito e continuano a subire. Non soltanto quelle che vanno sui giornali, che vanno nei tribunali, ma anche quelle che subiscono violenze, umiliazioni e vessazioni in famiglia e anche sul posto di lavoro. Noi dobbiamo educare, dobbiamo costruire una scuola capace di educare al rispetto verso chiunque e in particolare al rispetto verso le donne.